Proclamo quindi eletto vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura il consigliere Fabio Pinelli. È l'avvocato padovano Fabio Pinelli, nuovo vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, indicato dal centro-destra, della Lega in particolare, dopo un testa a testa con Roberto Romboli, costituzionalista indicato dal centro-sinistra. Pinelli ha avuto la meglio alla terza votazione con 17 preferenze a 14. Pinelli. Poi, dopo l'elezione, l'augurio del presidente Sergio Mattarella e il primo discorso di Pinelli, che vuole essere credibile e trasparente nell'interesse del Paese, con l'ispirazione del Presidente della Repubblica. Veramente onorato del gravosissimo incarico e ruolo che mi avete testé riconosciuto. È una grande emozione, mi rendo conto della gravosissima responsabilità. Orienterò ogni mio comportamento nell'interesse del Paese e con la guida e il faro del signor Presidente della Repubblica. Pinelli in passato ha difeso Luca Zaia nel processo sui PFAS, ma anche due noti leghisti come Siri e Morisi. Laureato a Milano, vive a Padova e nelle prime parole ha citato il giudice Rosario Livatino, che a soli 38 anni fu ucciso dalla mafia mentre, senza scorta, percorreva la strada che portava al Tribunale di Agrigento.